Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Torniamo ad occuparci della lunga attesa dei tirocinanti calabresi. Per gli oltre 6.000 lavoratori ex mobilità in deroga ancora nessun soldo. La notizia è che i soldi non ci sono, l'INPS non ha ancora firmato, fanno sapere dalla Regione, di conseguenza niente pagamenti per i tirocinanti lavoratori ex mobilità in deroga che hanno prestato servizio negli enti locali e nelle imprese private. In Calabria si tratta di 6.700 persone il cui assegno è di 800 euro lordi. Quasi un anno fa, era il 7 dicembre del 2016, la Regione ha firmato con le organizzazioni sindacali un'intesa per sbloccare i fondi residui della mobilità in deroga in modo da farli confluire sui tirocini e poter disporre di maggiore liquidità per il pagamento degli stessi. Un piano che sembrò innovativo e che invece si è scontrato con l'elefantiaca burocrazia. Ottenuto il via libera dal Ministero, dopo la redazione della graduatoria a giugno si è partiti. La Calabria ha chiesto al Ministero del Lavoro che fosse direttamente l'INPS a pagare i lavoratori e qui il meccanismo si è inceppato. La Calabria, che è stata la prima regione a partire con i progetti, è partita senza avere la convenzione nazionale firmata, cioè in effetti è il Ministero che doveva firmare la convenzione, ancora non l'ha firmata, e di questi giorni la firma da parte del Ministero, però sta di fatto che 4 mesi di lavoro non sono stati ancora retribuiti. L'INPS non può pagare se non ha la firma della convenzione. Si parlerà appunto di arrivare nel mese di dicembre al pagamento dei percettori dei tirocinanti di cui stiamo parlando. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!